Bene, buongiorno a tutti. Direi di cominciare con la conferenza stampa. Ringrazio i presenti, ringrazio soprattutto gli operatori di stampa che da remoto daranno cassa di risonanza a questa iniziativa che personalmente, parlo da veneziana e parlo anche da consigliera regionale con delega speciale per Venezia e la sua laguna, reputo un'occasione di divulgazione importante del nostro ricco patrimonio e soprattutto fatta in una, come dire, in una maniera differente da quelle tradizionali, non un convegno semplice, non un racconto semplice, ma a favore proprio di un approccio plurale che unisce linguaggi espressivi diversi. Ora, qualche velocissima riflessione prima di arrivare a passare la parola ai protagonisti e in particolar modo al promotore di questa iniziativa, Massimo Parravicini. Due parole in apertura di un evento che si terrà domenica 22 nell'isola di Murano e precisamente a Palazzo da Mula. Ogni tanto mi chiedono: ma cosa vuol dire davvero la salvaguardia di Venezia? Ecco, è una domanda che non è banale, è una domanda che non è scontata, è una domanda che non è nemmeno semplice, perché chi non ci vive normalmente, tutti i giorni, non la abita, magari è abituato e più portato tendenzialmente a vederla come un museo a cielo aperto. In realtà c'è molto, molto di più dietro la magia di Venezia, perché quando mi si domanda cos'è la salvaguardia di Venezia, io dico è tutto, è tanto. Vuol dire sicurezza idraulica, certo, vuol dire ambiente, vuol dire equilibrio della laguna, vuol dire tutela dell'ecosistema, vuol dire scavare alzare rive, contrastare lo spopolamento, cercare di trattenere la popolazione, sostenere chi sceglie di restare. Ecco, il fatto che il presidente Stefani abbia pensato in questa 12ª legislatura proprio a una delega per Venezia, per la sua laguna, io credo che sia un segnale politico importante che dichiara e testimonia in modo esplicito che Venezia ha una specificità e va tutelata assieme a tutte le sfide che ogni giorno si trova ad affrontare. Ecco, Venezia è un laboratorio permanente e delicatissimo dove ogni scelta ha un impatto su un sistema complesso che è fatto di acqua, di terra, di persone. Ed è proprio questo il punto. La salvaguardia non è solo tecnica, non è solo infrastruttura, la salvaguardia è anche, forse soprattutto, salvaguardia di un'identità. E in una fase storica in cui Venezia soffre un po' come tutti i comuni, un po' tutte le città, però è chiaro che a Venezia emerge in maniera più preponderante di un calo di residenti fisiologico, credo che proprio davanti a questo scenario non possiamo permetterci che con l'uscita di scena di chi custodisce competenze artigianali, memorie orali, ritualità collettive si perda un patrimonio. Cioè il rischio non è solo di perdere i residenti, il rischio è di perdere le conoscenze, i saperi assieme ai residenti. E quindi patrimonio UNESCO sì, che il mondo ci invidia, ma soprattutto un patrimonio immateriale che rende Venezia unica. Ed è un patrimonio fatto di stagioni, un patrimonio fatto di riti, di parole, di tradizioni che hanno scandito per secoli la vita del popolo lagunare, come dice esattamente il titolo che è stato voluto per questa iniziativa. Quindi iniziative come queste non sono eventi celebrativi, quantomeno non sono solo eventi celebrativi, sono un modo per dire che Venezia non è solo una cartolina, non è solo una meta turistica, è una comunità viva, fatta di equilibri, fatta di spazi e tempi che vanno capiti e poi gestiti, con radici profonde e anche il diritto di proiettarsi nel futuro senza rinunciare alla propria identità. Io mi fermo, lascio la parola all'impulso di questa iniziativa che è Massimo Parravicini, che invito a salire per il suo intervento, in questo caso nel suo ruolo di presidente dei vagantivi, che erano i pescatori che vagavano nella laguna. Grazie. A te Massimo. Sì, buongiorno a tutti, grazie a te Laura che hai organizzato questa conferenza che ci tenevo tanto, che è molto importante proprio per mettere a conoscenza la comunità di queste grandi attività che svolgiamo nel territorio. E ringrazio anche la Regione Veneto per averci dato le possibilità e
portare avanti queste attività, e anche il Comune di Venezia, che è stato molto sensibile, e al vicepresidente della Regione Veneto, Luca Spavanetto, che ci ha sostenuto anche lui su queste iniziative. Ecco, è in realtà un sodalizio tra culture, arti e tradizioni per valorizzare, ma anche per tramandare gli usi e costumi di un territorio molto particolare della civiltà lagunare, che è fondamentale per mantenere e tutelare questo particolare ambiente lagunare unico al mondo. Quindi sensibilizzare queste categorie è fondamentale proprio per mantenere la massima qualità nell'ambiente lagunare. Con Laguna Venexiana abbiamo fatto progetti importanti di salvaguardia del territorio in collaborazione con l'Università di Ca' Foscari, con il Provveditorato alle Opere Pubbliche e con l'ISPRA, l'Istituto Nazionale Superiore per l'Ambiente. Quindi sarà ripresa anche questo evento in via telematica, quindi auspico a tutti di poter non solo presenziare, ma anche di poter vedere attraverso questo sistema, che verrà comunque comunicato attraverso l'associazione delle risorse vitali e dell'associazione dei cacciatori italiani, che sono presidente. Quindi categorie che sono giornalmente nel territorio della Laguna di Venezia e che lavorano e collaborano per mantenere un grande ambiente qual è la Laguna di Venezia. Grazie della parola e ripasso la parola alla Besio. Grazie. Grazie Massimo. Allora, abbiamo un collegamento da remoto perché questo evento è fatto a più mani e quindi c'è anche l'università che ha collaborato. Credo che sia collegata la professoressa Franca Tamisari, che chiaramente ci teneva a dare il suo contributo, e a seguire poi invece avremo Davide Prevedello, che è presidente della Laguna Veneziana, e quindi dopo lo aspettiamo per il suo intervento. Intanto chiedo se possono mandare in onda il link. Eccola. Sì. Benvenuta Buongiorno. professoressa, benvenuta, buongiorno. Buongiorno, mi scuso di non poter essere con voi, ma sono via per lavoro. Sono molto contenta di partecipare a questa iniziativa, che è una delle tante alle quali ho partecipato e continuo a partecipare con l'associazione I Vagantivi, Risorse Vitali. Un paio di anni fa, con queste associazioni e il Dipartimento di Studi Umanistici, abbiamo siglato una convenzione appunto per portare avanti ricerca e anche attività didattiche. La ricerca, e in particolare la ricerca dell'antropologia culturale, è fondamentale per documentare la quotidianità, i modi di fare, i modi di dire, i gesti attraverso i quali non solo viene espressa, ma viene anche rinnovata in continuazione la cultura e l'identità lagunare. Quindi è un grande lavoro, non solo di documentazione che va a cristallizzare e a porre dietro una vetrina di un museo, diciamo, ma quella di dare delle possibilità, delle opportunità di rinnovare e dare visibilità a questi saperi delle comunità lagunari, e questi modi di fare e di essere, di vivere e di abitare l'ambiente lagunare. Quindi ringrazio Laura Besio, ringrazio la Regione, il Comune, mi accodo appunto all'opportunità preziosa che c'è stata data di questa collaborazione a Palazzo Damula. Per concludere, vorrei anche menzionare questo nuovo progetto di didattica
che coinvolgerà le scuole, che si terrà a Palazzo da Mula, e appena riusciamo a mettere insieme il programma lo divulgheremo, e spero di poter contare anche sull'appoggio appunto del Comune e della Regione, come hanno fatto fino adesso. Grazie. Grazie, grazie anche dello spoiler. Certamente ci saremo, sia come Consiglio della Regione del Veneto, senz'altro insomma il mio sostegno a queste iniziative ci sarà sempre, in virtù della delega, ma non solo. Ecco, a livello di comune abbiamo fatto tante belle cose a livello di itinerari educativi proprio in questo senso. Allora, in chiusura chiamo Davide Prevedello per una breve panoramica e un arricchimento finale, e poi l'appuntamento è chiaramente domenica 22. Grazie. Buongiorno a tutti, Grazie a voi. ringrazio la consigliera delegata, oggi possiamo chiamarla così, Besio, per la sua attiva partecipazione alle nostre iniziative. È un po' emozionante sapere dove siamo arrivati, dove siamo partiti. Noi siamo partiti negli anni 2000 in funzione di un problema che la laguna stava soffrendo, a riunirci per cercare di consolidare e portare avanti gli usi, i costumi e le tradizioni. Da qui oggi abbiamo fatto molta strada, abbiamo partecipato a molti progetti importantissimi, progetti che hanno riqualificato la nostra laguna e che l'hanno resa esempio per le altre nazioni. Perché prima Massimo Paravicini citava uno dei progetti, ma altri progetti molto importanti hanno riqualificato la laguna ridando una vita che forse neanche negli anni del Longhi non esisteva. Quindi quando parliamo dei portatori di interesse, perché comunque come categoria noi siamo dei portatori di interesse, stiamo parlando di qualcuno che non collabora solo per divulgare, ma collabora perché ci sia una costruzione fattiva di ambiente, una costruzione fattiva di futuro per le prossime generazioni, e quindi a sostegno della residenzialità. Io ringrazio anche il Comune perché sono titolare di quel Birdwatching Lodge che il Comune con me ha voluto con forza e per il quale gli ostacoli per arrivare lì sono stati infiniti, e sono onorato di portare migliaia di bambini ogni anno che vengono gratuitamente a sentire come parliamo, con che lingua parliamo, con che scienza parliamo, perché il fatto che noi oggi collaboriamo con convenzioni con i musei civici, con l'Università di Venezia, non è casuale, è frutto di un risultato. E anche questo incontro, che faremo il 22, sarà il frutto di un risultato, non una divulgazione, perché stiamo assorbendo anche tutta quella che è una cultura artistica, musicale, un qualcosa che all'interno del nostro comune, in particolare nella nostra regione, deve essere portato avanti con forza, determinazione, ma anche competenza, che è quella che a noi come categoria credo non ci manchi. Quindi sono veramente soddisfatto di sapere dove siamo arrivati e da dove siamo partiti, di avere questa prestigiosa sede che insomma un po' ci invidiano quelli che invece le cose le dicono e non le fanno, e qua non voglio aggiungere altro, no? Però noi vogliamo continuare a farle con la stessa forza e la stessa determinazione che abbiamo, cercando di collaborare sempre di più con gli istituti scientifici, collaboriamo col Corriere, collaboriamo con l'Autorità per la Laguna, collaboriamo con tutti quelli che possono essere istituti scientifici che mettono a fattor comune le nostre competenze attraverso progetti di scienza per il futuro che non può mancare. Aggiungo, porti saluti anche dell'Ente Produttori Selvaggina che riunisce tutte le valli da pesca, perché le valli negli ultimi tempi stanno soffrendo un'economia purtroppo ittica molto carente, molto disagiata da tutta una serie di elementi che non sono solo i mercati, ma sono anche la presenza incontrollata degli etiofagi e quant'altro, no? E che ultimamente hanno una grandissima lungimiranza nel creare l'ambiente e che ci ha portato ad avere lo svernamento del 90% delle popolazioni del Paleartico all'interno della nostra laguna. Quindi questo è un plauso che va anche da parte nostra a queste categorie che sono i vallicoltori, perché c'è uno sforzo e una fatica immane ad arrivare ad ottenere questi risultati. Quindi grazie veramente Laura per l'opportunità, spero che questa delega sia molto vicina a noi e che riusciamo a collaborare per il futuro di questa legislatura insieme tante volte.
Grazie di queste parole, senz'altro. Spero di onorare appieno questo impegno, lo faccio con tutto il cuore anche da veneziana. Allora direi che l'appuntamento è per domenica 22 con tanti linguaggi espressivi, come giustamente anticipava Davide, e anche con tanti, diciamo, collaboratori e partner che si sono aggiunti in corso d'opera a questa iniziativa, perché poi ne leggevo vari nella locandina. C'è anche la CSI, poi all'università che abbiamo già menzionato, poi ci sarà un maestro e quindi sarete anche accompagnati da un intervento musicale, insomma, quindi sicuramente una rassegna diversa da quelle tradizionali, e secondo me per questo anche interessante, che può incuriosire, perché salvaguardare Venezia significa anche questo: custodire e raccontare ciò che siamo, perché solo ciò che conosciamo davvero possiamo difenderlo, raccontarlo e farlo crescere. Grazie a tutti dell'attenzione, buona giornata. Grazie a te.